Ricompattarsi e ripartire dai 3 punti conquistati domenica scorsa contro il San Pietro Clarenza. Torna al Luigi Averna di Torre Archirafila Russo Sebastiano Calcio, che vuole assolutamente conquistare con le unghie e con i denti la salvezza. Per farlo c'è da confermarsi e battere l'Aragona, una delle formazioni più prestigiose del torneo, nonostante una classifica non all'altezza. E domenica 16 febbraio, match day numero 20 del campionato di promozione Girone C, mister Rapisarda schiera i suoi col 4-3-3. E allora Serafino in porta, difesa a 4 con Moschello e Rofino e 2 terzini, coppia centrale composta da Salemi e Dadone. A centrocampo Tomarchio playmaker con Cerre e Marino, le 2 mezzali di possesso in avanti, tridente Castorina, Musarra e Capitan Fisichella. Così in campo la RSC per gettare il cuore oltre l'ostacolo contro l'Aragona. La prima chiamata al quarto d'ora, Tomarchio illumina in avanti per Fisichella, che riesce a tenere botta al proprio avversario, sinistro al volo, blocca sicuro Priolo. La chance più clamorosa arriva però a metà tempo, sempre Tomarchio ad ispirare, stavolta dalla bandierina, centro area, stacca Salemi, battuto Priolo, Gambino sulla linea, salva l'Aragona. Alla mezz'ora altra super chance per i ripostesi, Fisichella col tacco per la corsa di Orofino che tocca per Musarra, sinistro del DS troppo morbido e occasionissima sprecata. L'unico brivido di marca ospite su questa punizione di Gambino, che oltrepassa la barriera ma traiettoria larga, e 0-0 al riposo. Domina la RSC, a cui manca solo il gol. Al 55esimo Moschella mette questo gran pallone in mezzo su cui sbuca ovviamente quello più forte di tutti, con la 9 sulle spalle, la fascia di capitano al braccio, Giacomo Fisichella, sbancata all'area di rigore, 1-0. Nel momento più importante si divora Gheien il corpo a corpo, sesto centro in maglia RSC in questa stagione, vantaggio strameritato. E proprio Gheien poco dopo sbaglia ancora in costruzione, Orofino intercetta, va per Musarra che avanza e potrebbe anche calciare, servizio per Castorina, debole tra le mani di Priolo. All'80esimo altra occasione enorme, Fisichella di testa tocca per Castorina che prova a scappare da terra, tocca per Ruggeri che col destro butta giù il palo. Vuole chiuderla la RSC, qui ancora Fisichella e Castorina a combinare, tocca il 9 per l'11, sinistro al volo alto. Ma non accadrà più nulla da qui alla fine, sarà questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, fine della battaglia, vince la RSC al secondo successo consecutivo, ripostesi che torneranno in campo domenica contro il Camarat.